Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, ospitato presso il seicentesco Palazzo Campeis, espone i reperti del territorio della Carnia raccolti a partire dal 1920 dal fondatore Gortani. Il materiale rappresenta tutti gli aspetti della vita e del folklore delle genti carniche, in un arco di tempo che va dal 1300 al 1800 circa. È possibile infatti ammirare ricostruzioni ambientali come quelle di cucine e botteghe artigiane. Particolari sono anche le testimonianze di tradizioni religiose e popolari e la collezione di ritratti che animano il museo. È proprio la varietà di questi reperti a rendere il Museo Carnico delle Arti Popolari uno tra i più ricchi musei etnografici a livello europeo.